Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Etna, pericolo fontane di lava, sale l'allerta sul vulcano coperto di neve e lapilli, chiusi gli accessi oltre 2500 metri, voli regolari all'aeroporto di Catania. Palermo, resta in carcere il giovane che ha sparato con un fucile e ferito una donna in piazza Nascè, il GIP ha convalidato l'arresto. Le corse di Santo Stefano, il giorno dopo Natale c'è chi cerca di smaltire i chili di troppo e chi comincia a cambiare i regali. A Catania la leggenda di Eliodoro anima il prospetto di Palazzo degli Elefanti, il videomapping Pietra Canta affascina il pubblico di Piazza Duomo. Le saline di Trapani, candidate a patrimonio dell'UNESCO, celebri per la produzione del sale, i loro mulini a vento sono habitat per fenicotteri e altri uccelli migratori, un territorio unico in Sicilia. Del Ragusano, nel silenzio e nella bellezza delle grotte di Spaccaforno, rivive il presepe vivente di Ispica. Calcio, oggi al Barbera Palermo-Padova, obiettivo chiudere il 2025 con una vittoria. Inzaghi, vogliamo fare una grande partita. Catania per il calciomercato tra i club più attivi, Rossazzurri a un passo da Giovanni Bruzzaniti del Pineto. Siracusa e Trapani pronte a riprendere gli allenamenti dopo la pausa natalizia. Bentrovati e buon sabato. Continua sull'Etna l'attività stromboliana con cenere e lapilli in mezzo alla neve. È stato emesso un avviso arancione per l'aviazione, ma al momento nessun impatto sull'aeroporto Fontanarossa. Per possibili fontane di lava sono chiusi gli accessi, quindi i turisti non possono andare oltre al di sopra dei 2500 metri di quota. Roberta Lunghi. L'Etna continua a prendersi la scena in Sicilia. Sul vulcano innevato prosegue infatti un'intensa attività stromboliana dal cratere di nord-est caratterizzata dal lancio di materiale incandescente e da modeste emissioni di cenere vulcanica che ha provocato lievi ricadute su Piano Provenzana e a Taormina. L'INGV, Osservatorio Etneo, segnala anche sporadiche esplosioni stromboliane al cratere Boccanuova. Alto il tremore vulcanico concentrato nell'area del cratere di nord-est a una quota di circa 3.000 metri, mentre dai dati sulle deformazioni del suolo emergono trend stabili in continuità con quelli iniziati il 24 dicembre. È stato emesso un avviso arancione per l'aviazione, ma al momento l'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania resta operativo. Attivo anche lo Stromboli, dove è in corso un trabocco lavico. Il flusso si sta riversando dall'area craterica nord sull'alta parte della Sciara del Fuoco. Dai vulcani al cielo, la Sicilia è interessata infatti da una fase di tempo instabile. Sono previste piogge sparse e locali rovesci, soprattutto sui settori orientali e sud-orientali dell'isola, lungo il versante ionico e nelle aree interne. Le temperature restano su valori invernali, con massime generalmente comprese tra i 10 e i 14 gradi, mentre i venti saranno moderati e i mari localmente mossi. Per questo la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico, un livello di attenzione che segnala la possibilità di allagamenti, disagi alla viabilità e criticità nei piccoli bacini, in particolare nei centri urbani e nelle zone più vulnerabili. L'invito dunque è alla prudenza negli spostamenti. E adesso a Palermo resta in carcere il giovane di 21 anni che ha sparato la notte fra sabato e domenica scorsi ferendo una passante in centro. Il GIP ha convalidato l'arresto. Manlio Viola. È stato convalidato il fermo di Giuseppe Calì, 21 anni, accusato di aver esploso un colpo di fucile in piazza Nascè a Palermo ferendo una donna di 33 anni, Valentina Peonio. Il fucile da caccia è stato ritrovato dai poliziotti. A indicare dove fosse nascosto sarebbe stato lo stesso indagato. Il giovane, che vive a Borgonuovo, lavora come pasticcere. Agli agenti della squadra mobile avrebbe detto di aver trovato il fucile da caccia del 1800 in un cassonetto vicino alla stessa piazza Nascè. Le accuse nei suoi confronti sono di detenzione di arma clandestina, lesioni personali, omissione di soccorso e spari in luogo pubblico. A incastrarlo ci sarebbero le immagini delle telecamere e le testimonianze della vittima e di un'amica. Il PM Sara Morri, nella richiesta di convalida dell'arresto del giovane, ha scritto che pur essendo l'indagato incensurato, la sua condotta denota estrema pericolosità sociale, dal momento che si aggirava nelle vie del centro di Palermo il sabato notte armato di fucile, dal quale sono partiti i colpi che hanno ferito la vittima e che solo per circostanze fortuite e ingovernabili non hanno portato a conseguenze
ancora più gravi. Intanto, terzo giorno di ricorso al supporto della vigilanza privata a Palermo nei quartieri a rischio. Dalla vigilia di Natale fino a Capodanno 5 pattuglie della Sicur Transport di pomeriggio, 6 di notte supportano i controlli della municipale e delle altre forze dell'ordine. Sull'iniziativa la consigliera Mariangela Di Ganci del PD, dopo essersi espressa in maniera estremamente critica, oggi ha annunciato una interrogazione. Presidi sanitari abbandonati in 5 comuni nell'immediata provincia di Palermo, mancano i medici, chiudono i consultori e guardie mediche, mentre nel posto di primo soccorso restano solo gli infermieri. Sentiamo. Mancano 300 medici nella sanità siciliana ed a pagarne le spese sono i servizi di continuità assistenziale e di emergenza. Lo denunciano 5 sindaci del Palermitano con una lettera inviata alla regione siciliana e all'ASP6 di Palermo, con la quale segnalano lo stato di abbandono delle guardie mediche e dei PTE, i presidi territoriali di primo soccorso, nel distretto 39. A chiedere un intervento immediato sono proprio i sindaci dei comuni di quel distretto, ovvero Bagheria, Santa Flavia, Altavilla Milicia, Ficarazzi e Casteldaccia. Il punto territoriale di emergenza di Bagheria, scrivono i primi cittadini, a causa della cronica assenza di medici si ritrova spesso con il solo personale infermieristico a gestire tutta l'utenza, una situazione che costringe i cittadini a riversarsi nei già congestionati pronto soccorso degli ospedali di Palermo. I sindaci denunciano inoltre la chiusura della guardia medica di Aspra e del consultorio familiare di Porticello. Per quest'ultimo non si hanno certezze sui tempi di riapertura. Infine sottolineano le inefficienze nella casa di comunità di Bagheria, con personale sottodimensionato che non riesce a garantire né le visite mediche domiciliari né la risposta telefonica alle emergenze. I primi cittadini comprendono la carenza di medici, la difficoltà di reperirne, ma denunciano una situazione di grave rischio oltre che di disagio e chiedono un intervento immediato. E adesso con Tonino De Mano vediamo come hanno trascorso il giorno di Santo Stefano i catanesi, ma anche i turisti che si trovano in città. Quante calorie abbiamo bruciato? Non lo so, onestamente non lo so. Si corre sul lungomare per smaltire i chili di troppo, si corre in via Etnea per cambiare regali di Natale. A Catania, Santo Stefano all'insegna della tradizione, è mattinata che scivola via tra sport, shopping, gastronomia e cultura. Cielo coperto, sole a sprazzi, occhio all'orologio, meno frenesia della vigilia e più voglia di godersi la giornata di festa per un ponte che fa felici gli operatori turistici e non solo. Attira sempre l'anfiteatro romano, il Colosseo Nero, che nel cuore di piazza Stesicoro fa da richiamo anche per uno sguardo dall'alto. Valigie e trolle in mano, c'è chi va e chi viene, ma via Etnea resta sempre il cuore dello shopping, anche se oggi il termine prevalente è cambiare. Purtroppo sì, purtroppo sì. Cosa stai cambiando? Si tocca un po' di vestitini da bambino. Tendenzialmente si cerca di cambiare sempre il regalo dopo, ma perché non piace, ma perché comunque è troppo natalizio. Con una probabilità del 90% sono sempre cambiati. Altro termine prevalente è mangiare. E dopo questo arancino cosa si fa? Dopo questo arancino sicuramente facciamo una bella passeggiata in via Etnea e poi al rientro si va a pranzo. Ancora? Assolutamente sì. Il dopo feste a Catania, le grandi abbuffate, cosa ha mangiato? Ma quanto tempo avete? Non solo a tavola con le tradizionali abbuffate, ma anche seduti comodamente al bar o in piedi. Un po' di corsetta o ginnastica all'aria aperta fanno sempre bene. Un po' di sport all'aria aperta per poter essere pronti a mangiare di nuovo a Santo Stefano, alla vigilia e a Capodanno. Del resto ci attendono altre feste ed altre scorpacciate. Chi corre per cambiare regali, chi corre per smaltire, voi per che cosa correte? Stiamo cercando ancora di capirlo. E sempre a Catania la leggenda di Eliodoro e il Liotru anima il prospetto di Palazzo degli Elefanti. Il videomapping Pietra Canta affascina cittadini e visitatori presenti in Piazza Duomo. Ce ne parla Emanuela Corsi. Eliodoro, un potentissimo mago. La leggenda di Eliodoro e dell'Iotru, simbolo della città di Catania, raccontato e proiettato sul prospetto di Palazzo degli Elefanti. A Natale il videomapping Pietra Canta ha emozionato cittadini e visitatori con uno spettacolo di luci, musica e storia nel cuore del barocco catanese. La leggenda narra che Eliodoro, mago astuto e dispettoso, scolpì un elefante dalla lava dell'Etna e gli diede vita, cavalcandolo per la città per compiere le sue malefatte. L'elefante, chiamato Ukavaddu di Liotru, cioè il cavallo di Eliodoro,
permetteva al mago anche di spostarsi istantaneamente tra Catania e Costantinopoli. Fu il vescovo catanese Leone II a fermare le sue malefatte, sfidandolo a superare una prova sui carboni ardenti. Mentre il vescovo passò indenne, Eliodoro fu bruciato vivo, scomparendo tra le fiamme e lasciando l'elefante pietrificato per sempre. Da qui nasce il mito dell'iotru, simbolo della città di Catania. Il videomapping Pietracanta prosegue fino al 28 dicembre con proiezioni ogni 30 minuti a partire dalle 17:30. Le musiche evocative e la voce narrante di Ruggero Sardo accompagnano ogni proiezione, contribuendo a creare l'atmosfera natalizia in una delle piazze simbolo della città. E vediamo invece come sta andando a Siracusa in questi giorni di festa con Francesco Aloi. Adesso siamo all'isola di Ortigia, arriviamo fino al castello, fino alla punta, e per il cibo ci stiamo facendo ispirare sul percorso. È un tour tra monumenti e sapori. Santo Stefano a Siracusa è un mix tra nuvole, pioggia e qualche spiraglio di sole. Ma questo non frena i turisti in giro per le vie di Ortigia. Un centro storico meraviglioso e dà la possibilità di passeggiare lungomare, è una cosa indescrivibile. Mi ha colpito il mare, la città, il Duomo, il castello, tutto bello e si mangia benissimo. Si scattano foto, ma lo sguardo va oltre il cellulare. Gli occhi infatti sono tutti per i palazzi e naturalmente per gli addobbi natalizi. Lei arriva dai Paesi Bassi. Cosa ne pensa di Siracusa? È bellissima, tutta la città è meravigliosa. Quindi appunto arrivate il 30 per Capodanno e partirete il giorno 3? Le presenze in città sono nella media. I turisti ci sono, ma il boom è atteso per Capodanno. A confermarlo è il presidente di Noi Albergatori, Giuseppe Rosano. Da domani si prevedono, almeno stando alle prenotazioni, un afflusso di italiani, corregionali e stranieri veramente notevole. E quindi sarà un Capodanno che molta gente ha scelto di trascorrere a Siracusa, nella nostra città. E intanto chi è già in città ha le idee abbastanza chiare, almeno su cosa mangiare. Sicuramente mangeremo l'arancin, che non si sa ancora se fare la O o la A finale, comunque li abbiamo assaggiati la settimana scorsa, erano buonissimi, a Novara chiaramente, qua hanno un gusto sicuramente migliore. Adesso una breve pausa e poi vi mostreremo delle belle immagini delle saline di Trapani, ma anche di un presepe vivente del Ragusano. A tra poco. Le saline di Trapani sono candidate a patrimonio dell'UNESCO. Il sito dedicato alla tradizionale estrazione del sale è anche un habitat naturale per diverse specie di uccelli migratori. Vediamo assieme a Laura Spanò. Rappresentano uno spettacolo unico in Sicilia, sono le saline di Trapani, Paceco e Marsala, una scacchiera di vasche di sale che fa parte della riserva naturale gestita dal WWF. Proprio questo territorio unico nel suo genere è candidato a riserva della Biosfera MAB UNESCO. Qualora le saline dovessero ottenere questo ambito riconoscimento, si aprirebbero le porte a nuove opportunità per la tutela ambientale e la promozione di un turismo sostenibile e destagionalizzato, diventando l'unico esempio sull'isola di riserva della biosfera. Nate da secoli di tradizione estrattiva, sono molto più che semplici luoghi di produzione del sale, sono veri e propri laboratori naturali, celebri per i loro mulini a vento, i colori cangianti al tramonto e l'habitat per fenicotteri e altri uccelli migratori, e rappresentano un perfetto connubio tra produzione tradizionale di sale, natura e storia. Una costa dove si uniscono bellezze naturali e tracce di un passato unico. Visitarle è come fare un viaggio indietro nel tempo. Impossibile oggi calcolarne le ricadute positive, che sarebbero ingenti, capaci di stravolgere i flussi già importanti del territorio. Mantenere e curare queste aree, sviluppandone le positività alle economie, diventerebbe così un obbligo anche per chi verrà dopo. Nel Ragusano torna il presepe vivente di Ispica, tema di quest'anno il pane. Veronica Barbarino.
L'antica città rupestre di Spaccaforno, oggi Ispica nel Ragusano, si è trasformata ancora una volta per questo Natale in un presepe naturale scavato nella roccia. Tra le grotte, infatti, tornano a vivere mestieri dimenticati, gesti semplici, voci che raccontano la civiltà contadina siciliana attorno al rito del pane. Dalla semina alla raccolta, dalla molitura al forno, fino al gesto universale di condivisione del pane spezzato. Un tema simbolico che prende forma nella visione del direttore artistico Giuseppe Galfo. Mentre la terra produce il pane, il cielo ci dà il pane della vita, che è appunto Gesù bambino. Quindi la natività è una sorta di prima cena, perché Gesù già da quando è in fasce è già il pane per la salvezza, il pane per lo spirito. Guardatelo, è piccolo come un chicco di grano, e come il grano è destinato a crescere, a spezzarsi, a diventare pane per tutti. Momenti intensi che trasformano il presepe in un messaggio di amore, pace e speranza, incantando grandi e bambini. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Oggi al Barbera Palermo-Padova Inzaghi vuole una vittoria per chiudere al meglio il 2025. Recuperato Berenzensky, sentiamo Marco Gullà. Palermo arriva bene, dobbiamo chiudere l'anno nel migliore dei modi. Insomma, sappiamo che verrà tanta gente, ci teniamo a fare una grande partita. Pippo Inzaghi traccia la strada per far passare al suo Palermo e ai tifosi rosanero un capodanno sereno. La vittoria del Monza di ieri sul campo del Modena mette ulteriore pressione e allora oggi pomeriggio al Barbera contro il Padova il Palermo non ha alternative, occorre una vittoria. Che sarebbe molto importante per noi, per la nostra classifica, per dare seguito insomma alle 3 vittorie e il pareggio che abbiamo fatto nelle ultime 4 partite. Per cui speriamo di fare una grande partita, abbiamo un grande rispetto per il Padova, ma giochiamo in casa e voglio vedere la mia solita squadra. Ecco cosa si aspetta Inzaghi dopo il mezzo passo falso di Avellino. Di tornare a fare quello che abbiamo fatto, ormai quello che è stato. È chiaro che c'è il rammarico perché a un certo punto insomma potevamo portarla a casa, però questo è il calcio, bisogna sapere accettare i risultati del campo, pensare che insomma, come dicevo prima, nelle ultime 4 partite abbiamo fatto il nostro dovere, per cui dobbiamo ritornare a fare quello che in casa abbiamo fatto ultimamente, ma sono sicuro che davanti a uno stadio del genere insomma, la squadra farà una grande partita. Il tecnico rosarino deve fare i conti con diverse assenze nel reparto difensivo. Bagni e Diachité saranno indisponibili per squalifica, mentre per Pierozzi si è scelto di non correre rischi. Il suo rientro dovrebbe essere previsto dopo la sosta. Buone notizie invece arrivano da Beresischi, ormai vicino al pieno recupero e candidato a partire dal primo minuto contro il Padova. Sulla fascia destra possibile titolarità per Giasi, in avanti Palumba e Leduaron, a spalleggiare poi Ampalo. Si inizia alle 17:15. Il mercato tiene banco, sentiamo le ultime sul Catania con Francesco Triolo. Che Catania sarà il 4 gennaio? Nella trasferta di Foggia arriverà qualche rinforzo in tempo, Mimmo Toscano avrà a disposizione gli stessi giocatori che hanno concluso il 2025. È la domanda più ricorrente sotto l'albero di Natale. Il calciomercato invernale aprirà i battenti solo tra qualche giorno, ma oltre lo splendido primo posto si discute anche di nuovi acquisti e cessioni e duelli, perché se sul campo la sfida è quella col Benevento, sul mercato si riaccende quella con la Salernitana di Daniele Faggiano, una delle più attive. Come in estate i due club si stanno muovendo per rinforzare gli organici. Il Catania per esempio è a un passo da Giovanni Bruzzaniti del Pineto per sostituire l'infortunato Ciccerelli, mentre la Salernitana, per dare a Peppe Raffaele un'alternativa all'inglese, sta cercando di avere Facundo Lescano, ormai scivolato in panchina nelle gerarchie irpine. Ad Avellino c'è anche il difensore Manzi in uscita, sul quale il Catania, se dovesse andare via Martic, potrebbe fare un pensierino. Smentita una possibile cessione di Stop e Caturano. La punta, secondo il regolamento, tra l'altro, non ha alternative che tornare al Potenza, visto che ha già indossato in questa stagione le 2 maglie. Piuttosto invece il Catania deve trovare una collocazione per i 2 giocatori fuori lista, De Rose, che potrebbe tornare a Cosenza, e Luperini, per il quale sembra essersi fatto vivo il Gubbio.
E dopo la pausa natalizia, Siracusa e Trapani sono pronte a riprendere gli allenamenti. Domani tocca agli azzurri, lunedì ai Granata. Sergio Colosi. Delle altre due siciliane di Serie C, la prima a tornare in campo per la ripresa degli allenamenti sarà il Siracusa, domenica prima seduta per gli azzurri. Il centrocampista Ba piace al Cosenza, che però difficilmente accetterà le richieste economiche del club aretuseo. Il prossimo 4 gennaio, nella prima giornata del girone di ritorno, Siracusa al De Simone contro la Salernitana. Negli ambienti sportivi cittadini si parla delle dichiarazioni del presidente Ricci, che in una lettera aperta ha annunciato che farà fede agli impegni assunti. Rimangono però dubbi e incertezze sul futuro societario, alimentati dalla penalizzazione in arrivo da 4 a 6 punti. La classifica rimodulata è un tema caldo anche per il Trapani. Da lunedì 29 stop alle vacanze dei Granata, attesi da novità di mercato. In partenza i calciatori più richiesti per ridurre il monte ingaggi, come stabilito da Antonini. Alla ripresa del campionato il 4 gennaio il Trapani ospiterà il Casarano. Difficile ipotizzare oggi con quale formazione, perché il 2 aprirà il mercato e c'è chi potrebbe non tornare più in città. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, vi lascio alla rassegna stampa, prossimo appuntamento con Sicilia 24 alle 14, a tutti una buona giornata.